Io ci sono, Forza Comelico, uno slogan stampato su una t-shirt bianca indossata dai sindaci del Comelico e donata al presidente della regione Luca Zaia a simboleggiare l'emergenza senza fine in quella parte della montagna bellunese. È stato sottolineato così l'incontro che si è tenuto stamani a San Vendemmiano e che fa seguito al sopralluogo di venerdì scorso del presidente nelle zone colpite dalle frane. Io le ho chiesto nuovamente che dia seguito alle mie richieste di inserimento nella delibera di indirizzo degli investimenti della regione, appunto della Galleria di Coltrondo, così come anche la Presidente della provincia ha fatto nei giorni scorsi. Lui mi ha assicurato che lo farà. Restano il ripristino di quella galleria e più in generale della sicurezza della 52 Carnica, le urgenze inderogabili del Comelico dopo la riapertura stamani della strada di collegamento per Danta di Cadore. Lo studio di fattibilità della galleria è già pronto. Il Presidente mi ha chiesto di inviargliela formalmente e ho già dato disposizione agli uffici perché questo venga fatto immediatamente. Ho consegnato al Presidente Zaia delle firme che ho raccolto molto velocemente in questi giorni perché appunto lui è salito da noi venerdì, quindi tra sabato e domenica le ho raccolte perché il problema dell'accesso in Val Comelico, quindi del tunnel di Coltrondo, non riguarda solamente la Val Comelico, ma anche il Cadore, anche la Pusteria, anche il Friuli. Portiamo avanti la sfida invece per Santo Stefano per chiedere l'inserimento della galleria e opere nuove paramassi per tutto il tratto della statale, quindi della strada ANAS, in quel di Santo Stefano. Zaia si è mostrato particolarmente soddisfatto della velocità del cantiere per risolvere la questione del tornante per Danta di Cadore, 3 giorni di lavori contro i 7 messi in preventivo. Il Veneto è un modello per tutti in queste drammatiche settimane contrassegnate da disastri in tutta Italia, afferma il presidente Zaia, che respinge al mittente la polemica accesa dal premier Renzi. La prima sfida che ha Renzi e non le regioni è quella di togliere i fondi del dissesto dal patto di stabilità. Per i cittadini significa cosa? Che ci sono degli enti che hanno i soldi per fare le opere e non le possono fare perché sono bloccati da una legge nazionale.